Ora voglio fare innanzitutto tutti i complimenti ai miei ragazzi dal primo all'ultimo, anche da chi non è entrato, che è stato con noi, ha sofferto, ha lottato in panchina, stavolta non ci è andata bene. L'unico rammarico è non aver avuto a completa disposizione la rosa, ha dovuto essere all'ultimo 4 giocatori, però si sono integrati bene e sicuramente faranno parte della nostra rosa anche nel futuro. Iniziamo a guardare già da quella contro il Garra, che diventa fondamentale per restare nei playoff. Penso che se giochiamo così come abbiamo giocato oggi non abbiamo difficoltà. Sicuramente tornerà anche Kevin Mastrosanti in attacco, ci potrà dare una mano e speriamo bene per la prossima. E penso sia stato un bellissimo spot per tutto il movimento della Lega Calcio 8, una partita di grande livello, di grande cartello. Bel tifo agli spalti, dicevo infatti al mister Benete di portarli sempre se ce l'ha a disposizione, perché fanno la differenza, qui sono il nono in campo. E niente, una partita stupenda, giocata molto bene, correttamente, qualche decisione arbitrale che mi ha lasciato un po' perplesso, però va bene così, va bene.